Filastrocchi siciliani. Questa è la storia di un re Befè Visconte Menè. C'era una volta un re Befè Visconte Menè che aveva una figlia Visconte Meniglia. A figlia Visconte Meniglia aveva una cedru Bifedru Visconte Menedru. Un giorno la cedru Bifedru Visconte Menedru da figlia Visconte Meniglia do re Bifè Visconte Menè volà. Ai come piangeva a figlia Visconte Meniglia do re Bifè Visconte Menè. Allora un re Visconte Menè disse: a come porta la cedru Bifedru Visconte Menedru cedugno a me figlia Visconte Meniglia. Dopo un poco di giorni venne un cristiano vavuso, tignuso, lagnoso, Visconte Menoso, che disse: ecco re Bifè Visconte Menè, io ti portavo la cedru Bifedru Visconte Menedru, ora ma dare a tua figlia Visconte Meniglia. Un re Bifè Visconte Menè chiama sua figlia Visconte Meniglia, ma sua figlia Visconte Meniglia, quando vide a giù cristiano vavuso, tignuso, lagnoso, Visconte Menoso, disse: io sono figlia Visconte Meniglia do re Bifè Visconte Menè, e un mio marito a giù cristiano vavuso, tignuso, lagnoso, Visconte Menoso. Manco se mi porta la cedru Bifedru Visconte Menedru. Allora un cristiano vavuso, tignuso, lagnoso, Visconte Menoso rapì in mano e la cedru Bifedru Visconte Menedru da figlia Visconte Meniglia do re Bifè Visconte Menè ci volà, non si vitti più.